In Emilia-Romagna sono state denunciate nel 2014 195 estorsioni sessuali sul web contro le 32 dell'anno precedente. È la Polizia Postale regionale a spiegare il fenomeno nel bilancio annuale del cybercrime. La sextortion inizia solitamente con una richiesta di amicizia su un sito di incontri o su un social network. L'esca è una ragazza avvenente, la vittima invece è un giovane. Lei l'ho contata, dice di essere interessata all'amicizia. Dall'email si passa all'appuntamento davanti alla webcam, la conversazione si scalda, poi la donna propone esperienze sessuali virtuali, iniziando a mostrare il corpo e invitando l'altro a fare altrettanto. La trappola è scattata. Dopo che la vittima si è lasciata andare, la conversazione si interrompe e arriva il ricatto. Ho registrato tutto il video, se non vuoi che lo faccia circolare mi devi inviare 500 euro, somma da versare su piattaforme non rintracciabili. Nel bilancio fornito dalla Polizia Postale in crescita anche le denunce per le truffe sul web, per accessi abusivi ai sistemi informatici, per diffamazione online e gli arresti denunciati per pedopornografia online. Sono diminuite invece le denunce per clonazione o indebito utilizzo di carte di credito e le rapine agli uffici postali.